Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Il ministro dell'Interno Piantedosi e la commissaria europea Johansson in visita a Lampedusa. L'isola resta tappa di transito, assicura il titolare del Viminale. Si punta all'obbligo di solidarietà per il ricollocamento dei migranti e al rafforzamento dei rimpatri. Il miraggio, alta velocità, partono i cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia, ma gli standard europei rimangono distanti, la delusione dei pendolari. Meno denunce di infortuni, ma più morti sul lavoro. I dati arrivano dal forum sulla prevenzione INAIL che oggi ha fatto tappa a Palermo. La carenza di ispettori ancora in cima alla lista delle criticità. Operazione Mare Sicuro, una nostra troupe in viaggio con la Guardia Costiera impegnata nel pattugliamento di 650 km di coste per garantire la salvaguardia dell'ambiente e il soccorso ai bagnanti. Cara estate, oggi incontro a Roma sulle tariffe aeree, ma i rincari riguardano tutti i settori. Per chi va in vacanza scatta la stangata. È il giorno di Tiziano Ferro a Messina, tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio per il concerto del popolare artista, inizialmente programmato nel 2019 e poi slittato causa Covid. Calciomercato, Palermo grandi firme, l'ultimo colpo è il talento serbo Vasic, l'acquisto più caro dell'era targata Citigroup. Il Catania valuta 3 conferme, in D l'Akragas ripesca volti noti ai tifosi rossazzurri. Bentrovati, una politica di supporto europeo che comporti l'obbligo di solidarietà nel ricollocamento dei profughi e la costruzione di un sistema più efficace e veloce nella gestione dei rimpatri, con Lampedusa che resta solo tappa di transito. Sono i punti principali emersi oggi nella visita sull'isola del ministro dell'Interno Piantedosi e della commissaria europea Johansson. Roberta Lunghi. L'hotspot di Lampedusa continuerà ad esistere con la stessa vocazione attuale, ossia quella di base di transito. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi a Lampedusa, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla visita all'interno della struttura di primissima accoglienza, insieme alla commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson, dalla quale è giunta un'altra rassicurazione ai lampedusani. Non siete soli, si tratta di un fenomeno europeo, non si può andare avanti senza collaborare con i paesi di origine dei migranti, ha dichiarato. Prima tappa della visita istituzionale, dunque, l'hotspot di Contrada Imbriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che non è al momento sovraffollato come lo era venerdì 23 giugno, quando erano ospitate 3.300 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Da qualche giorno sembra che il flusso, complice il mare mosso e increspato, si sia fermato. La visita nel centro e le spiegazioni dell'attività di assistenza prima e poi l'incontro stampa con sul tavolo il dossier migrazioni, su cui ancora una volta l'Unione Europea si è spaccata. È fallito l'accordo in Consiglio Europeo a causa del veto di Polonia e Ungheria, ma la commissaria Johansson ritiene comunque positivo il fatto che solo 2 paesi non si siano mostrati favorevoli rispetto a tutti gli altri. Accade in una democrazia, ha dichiarato. Ogni settimana succede che si ricevano no, ma è importante che la maggioranza sia solida. Resta un grande risultato, aggiunto quello della solidarietà tra i paesi nel ricollocamento reso obbligatorio. La Commissione ha uno strumento nuovo. Se un paese non si adopera nel ricollocamento, deve pagare. Per Piantedosi sembra consolidato il sistema di redistribuzione dei migranti approdati a Lampedusa nel resto delle regioni, ma si punta, dice, ad un miglioramento nel sistema dei rimpatri. Nel rapporto tra distribuzione regionale e rimpatrio, ha detto Piantedosi, si lavora per l'istituzione di centri di frontiera per la velocizzazione delle procedure. Nell'anno in corso, aggiunge il ministro, c'è stato un incremento di 600 persone in più rimpatriate rispetto allo scorso anno. Non esistono soluzioni miracolose con effetto immediato, ma stiamo costruendo qualcosa che possa consentire in un futuro prossimo, ha aggiunto il capo del Viminale, che al di là di ogni regolamentazione del fenomeno ha ribadito che uno dei principali obiettivi deve essere combattere quelli che sono i traffici internazionali di esseri umani.
I medici del Trauma Center di Palermo hanno dichiarato lo stato di morte cerebrale per la piccola Greta di 4 anni, precipitata domenica sera dal balcone della sua abitazione di via Castelvetrano a Mazara del Vallo. La bambina era ricoverata a Villa Sofia dopo aver riportato una frattura al cranio e un serio problema polmonare ed essere stata sottoposta a un intervento d'urgenza alla milza nell'ospedale Aiello di Mazara. Al via i cantieri per l'ammodernamento della rete ferroviaria in Sicilia, ma gli standard europei dell'alta velocità sono lontani. Il massimo obiettivo per la delusione dei pendolari rimane l'alta capacità. Lorena Dolci. Qualcuno la chiama velocità light, altri più semplicemente parlano di ammodernamento della rete ferroviaria, ma anche dopo la cura da cavallo le ferrovie in Sicilia rimarranno sotto gli standard tecnici dell'alta velocità. Proprio qualche giorno fa FRI annunciava l'avvio dei maxi cantieri per oltre 11 miliardi finanziati con i fondi del PNRR per realizzare il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina e velocizzare varie tratte. 10.000 operai impiegati, centinaia di imprese da formare. Abbiamo già consegnato tutti i lotti del nuovo collegamento Palermo-Catania e Catania-Messina, quindi significa che sono state già esperite le gare e i cantieri sono stati già aperti per diversi lotti, sono in totale 10 lotti, 6 sulla Palermo-Catania, 2 Catania-Messina più 2 su Palermo-Trapani. Un progetto che prevede attualmente delle velocità di 200 km/h, ma che stiamo cercando di portare a 250 km/h come velocità massime in alcuni punti. Ma questi appunto non sono gli standard dell'alta velocità europei. Sì, sicuramente le linee che si stanno realizzando non sono ad alta velocità. Tra l'altro abbiamo alcuni tratti con velocità massima di 160 km/h, altri tratti segnatamente tra Enna Caltanissetta e tra Caltanissetta e Fiumetorto sulla Palermo-Catania si potranno raggiungere i 200 km/h. Però ricordiamoci che l'alta velocità, si comincia a parlare di alta velocità da 250 km/h in su. Ma resta la delusione dei pendolari che si sentono penalizzati. L'alta velocità per l'isola rappresenta soltanto un miraggio, visti i progetti già approvati ed esecutivi. Tutti parlano di alta velocità, a destra e a manca, ma in Sicilia per le opere che già sono in esecuzione l'alta velocità è e resta una chimera se non verrà rivisto l'intero tracciato. Le modifiche ai progetti esecutivi richieste da più parti sono molto difficili e richiederebbero interventi tecnici complessi. Intanto dobbiamo accontentarci dell'alta capacità, che è un concetto diverso. Sì, alta capacità significa poter far transitare su queste linee treni merci di grandi dimensioni e numerosi treni lungo le linee. Questo sarà possibile anche perché le linee saranno attrezzate con piazzali per la movimentazione delle merci per treni lunghi fino a 600 metri. A lavori ultimati il tempo di percorrenza tra Catania e Palermo scenderà dalle 2,45 ore attuali a 2 ore. Anche tra Messina e Catania si risparmierà tempo, circa mezz'ora, da 1 ora e 15 minuti impiegheremo 45 minuti. Meno denunce di infortuni, ma morti sul lavoro in aumento in Sicilia. Sono alcuni dei dati INAIL sui primi 5 mesi del 2023 forniti in occasione del forum sulla prevenzione che questa mattina ha fatto tappa a Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Nei primi 5 mesi del 2023 le denunce di infortunio sul lavoro in Sicilia sono diminuite del 30,8%, passando da 15.604 a 10.799. I morti sono invece stati 24, con un aumento del 20%, mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 667. Sono soltanto alcuni dei dati INAIL dei primi 5 mesi del 2023 in Sicilia. Fa tappa a Palermo la 15ª tappa del Forum della Prevenzione Made in INAIL, un percorso di riflessione e di confronto con le istituzioni e le parti sociali sulle strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali. Ovviamente il comune denominatore deve essere la prevenzione. L'INAIL non può che investire in prevenzione. Le imprese in Italia sono 3.200.000.
I lavoratori sono più di 20 milioni, l'idea di poter evitare ciascun infortunio solo con un esercizio di controlli, diciamo, ci porterebbe a costruire un leviatano di controlli che non è, diciamo, sostenibile da un punto di vista organizzativo e neanche logico, anche perché, per quello che discutiamo oggi, il fatto di vivere in un mondo che presenta continuamente sempre nuovi rischi non può che chiamare in causa l'esigenza di prepararsi individualmente con strumenti appunto di formazione e di educazione al rischio che parte dalle nuove generazioni e inizia nelle scuole. C'è però carenza di ispettori, l'alert arriva dalla sede siciliana dell'INAIL. In questo momento noi abbiamo una situazione, diciamo, di grave carenza, diciamo, di personale ispettivo. Pensate che all'istituto ci sono circa 16 ispettori per tutta la regione e la situazione più o meno analoga c'è all'INPS con le dovute proporzioni. E la stessa situazione c'è per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, per cui, diciamo, l'intenzione da parte di questi enti nella programmazione degli interventi che devono essere realizzati su quelli che sono i settori maggiormente più a rischio, come si diceva prima, in particolare il settore dell'edilizia, il settore della logistica e altri settori che di volta in volta quello delle cooperative. Nei primi 5 mesi del 2023, inoltre, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nell'isola ha segnato un meno 42,% nella gestione industria e servizi ed un 1,8% in agricoltura, passando da 670 a 682. Si è svolta questa mattina nel carcere di Piazza Lanza a Catania, davanti al GIP Anna Maria Cristaldi, l'udienza di convalida nei confronti di Giovanni Di Benedetto. Il 27enne è già in stato di fermo dopo essersi consegnato agli investigatori in seguito alla sparatoria avvenuta nel quartiere di Nesima venerdì scorso, nella quale ha perso la vita un albanese di 27 anni e un altro uomo di 43 è rimasto ferito. L'indagato, fa sapere l'avvocato Dario Lamonica, si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo solo brevi dichiarazioni spontanee. La PM Martina Bonfiglio ha chiesto la misura cautelare, il GIP si è riservato la decisione. Gli investigatori della mobile sono sulle tracce delle altre 2 persone che sarebbero state presenti alla lite avvenuta nell'appartamento di via Santo Cantone. Un uomo di 54 anni che si trovava ai domiciliari è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Catania dopo aver ferito a colpi di coltello alla spalla sinistra e al torace l'ex convivente 50enne. A chiedere aiuto ai militari è stata la stessa vittima. La donna, trasportata nell'ospedale San Marco, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Un cuoco cinese di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio la scorsa notte a Termini Imerese. Nel corso di una lite in un ristorante in via Garibaldi, l'uomo ha sferrato una coltellata a un cameriere marocchino di 27 anni. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso all'ospedale Cimino. Le sue condizioni non sono gravi. Il cuoco, dopo il ferimento, è fuggito per poi costituirsi dopo qualche ora. Sino a settembre la Guardia Costiera è impegnata nell'operazione estiva Mare Sicuro 2023. Con l'impiego di uomini e mezzi nel pattugliamento di 650 km di coste per garantire la salvaguardia dell'ambiente e il soccorso ai bagnanti in difficoltà. Simona Mazzone. Operazione Mare Sicuro 2023, la Guardia Costiera ha impiegato 200 tra uomini e donne su 20 mezzi aerei e navali. Per tutta l'estate fino a settembre pattuglieranno le coste da Messina fino ad arrivare a Pozzallo in provincia di Ragusa. Allora usciamo con loro, andiamo a pattugliare la zona fino ad Aci Castello. Via terra la Guardia Costiera si occupa della sicurezza sul demanio marittimo, sui porti e sulle imbarcazioni ormeggiate, ma anche delle verifiche sugli stabilimenti balneari, se questi sono in regola, con licenze e personale addetto al salvataggio, ma ci sono anche i mezzi aerei per sorvolare sul territorio e quelli via mare. L'attività che viene effettuata via mare è quella fondamentalmente dei controlli che sono finalizzati a assicurare quella che è la sicurezza dei bagnanti, ma anche dei diportisti e
di chi in generale fruisce del mare, come anche chi fa immersioni subacquee, e certamente il nostro compito primario è quello della salvaguardia della vita umana in mare. L'anno scorso sono stati portati in salvo 99 diportisti nel corso della stagione balneare. Quello che si fa e che cerchiamo di fare è sempre lavorare sulla prevenzione per cercare di diminuire quelli che sono appunto i soccorsi. L'operazione estiva della Guardia Costiera non si concentra solo su bagnanti e diportisti, ma si rivolge anche alla tutela dell'ambiente marino e costiero. L'attività mira soprattutto all'attività di prevenzione di comportamenti che possono incidere su un corretto uso del mare, un corretto godimento delle nostre spiagge, in particolare sulla navigazione sotto costa, ma anche va alla tutela generale dell'ambiente. Qual è il reato più diffuso? In genere il disturbo dell'altro, il mancato rispetto reciproco delle persone, per cui la nostra vigilanza, che si mantiene a una distanza di sicurezza dalla costa, tende a prevenire appunto che le unità da diporto, magari voglia acquascooter piuttosto che piccole imbarcazioni, si avvicinino. L'attività della Guardia Costiera è H24, 7 giorni su 7, ma con l'operazione Mare Sicuro fino al 17 settembre si rafforzano i controlli e si impiegano maggiori uomini e mezzi. Nel nostro giro poche imbarcazioni, alcuni tra yacht, velieri e panfili extralusso, stabilimenti in regola anche sul fronte delle delimitazioni con le boe, se si considera la porzione dell'area marina protetta Isole dei Ciclopi. Dal mare si osserva un paesaggio inusuale, in alcuni punti nascosto, come qui, dove le grotte naturali abbracciano nella loro magnificenza uno specchio d'acqua incontaminato. Veramente bellissimo. Tra caro voli e caro vacanze, l'estate 2023 si preannuncia tra le più costose degli ultimi anni. I rincari toccano tutti i settori, dalle strutture ricettive ai trasporti aerei e non solo. Intanto c'è attesa per l'incontro di oggi al Ministero delle Imprese tra il garante per la sorveglianza dei prezzi e le compagnie aeree per affrontare il tema delle tariffe fuori controllo. Emanuela Corsi. Non solo caro voli, l'estate 2023 rischia di essere ricordata come una delle più costose degli ultimi anni per rincari e aumenti. Ne sono certe le associazioni dei consumatori che hanno stilato una classifica del caro vacanze in Italia. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, per esempio, a giugno i maggiori rincari riguardavano i pacchetti vacanza nazionali, che hanno segnato un rialzo dei prezzi del 18,4% in più, mentre le strutture ricettive quasi del 15% in più. Secondo Asso Utenti, che ha realizzato una vera e propria mappa regionale delle tariffe alberghiere, per un soggiorno di 7 notti una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere oltre 20.000 euro in Sicilia e in Sardegna e non certo in strutture extralusso. Per spostarsi in traghetto la stessa famiglia spende 1.462 euro sulla tratta Genova-Palermo. Il Codacons invece ha messo a confronto i listini dei lidi nelle principali località balneari italiane. Le tariffe giornaliere registrano incrementi medi del 10-15% in più in tutta Italia. Considerata la spesa per l'affitto di un ombrellone e 2 lettini, consumazioni presso i lidi, parcheggio, carburante, una famiglia con 2 bambini spenderà mediamente tra i 100 e i 110 euro per una giornata al mare, con un aggravio medio del 13,4% sul 2022. La mappa del caro vacanze si chiude con l'indagine di Consumerismo No Profit, che ha preso in esame i costi dei gelati. L'alimento simbolo dell'estate quest'anno registra un aumento medio del 22%. Secondo l'Istat quest'anno però i maggiori aumenti riguardano i prezzi dei voli nazionali, che hanno subito un rialzo del 43,2% nella prima parte dell'anno rispetto al 2022. Mister Prezzi per questo motivo ha convocato per oggi una tavola al Mimit con le principali compagnie aeree per capire se c'è qualche forma di speculazione, soprattutto con il prezzo del carburante in diminuzione. Proprio su questo punto si concentra il Codacons, che ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza per chiedere ispezioni nelle sedi italiane delle varie compagnie aeree. Ci immaginiamo che ci siano degli elementi istruttori, dei dossier che hanno determinato questi aumenti dei voli. Se non c'è nulla è ancora peggio, insomma, l'onere della prova spetta a loro, nel senso loro devono spiegare perché di questi aumenti, quindi noi esigiamo che questi chiarimenti li diano alle autorità competenti e non di certo soltanto a noi. Lo scopo è di verificare se la variazione dei prezzi dei biglietti sia giustificata da un aumento dei costi a carico dei vettori o se al contrario sia frutto di possibili fenomeni speculativi a danno dei consumatori.
A Siracusa nasce l'anagrafe scolastica con i nomi dei bambini che devono compiere 6 anni. Un'iniziativa per contrastare il fenomeno della dispersione che vede la Sicilia capofila in Italia. Francesco Aloi. Contrastare la dispersione degli studenti è questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Siracusa, che ha istituito l'anagrafe scolastica. È qualcosa su cui noi puntiamo fortemente, perché crediamo fortemente nel valore dell'educazione scolastica e della scuola in generale. Con l'assessore Celesti abbiamo subito attivato gli strumenti necessari per attivare l'anagrafe e quindi rendere più concreto e più fattivo il nostro sforzo. Compiuti 6 anni, frequentare la scuola diventa obbligatorio. Così, con questa novità per Siracusa, chi rientra in questa fascia d'età sarà inserito in un elenco, poi consegnato alle scuole. Va a incidere su quelle famiglie che non iscrivono i bambini in scuola, quindi c'è un tema legato ai bambini iscritti che smettono di andare a scuola, ma c'è un tema legato ai bambini che non vengono nemmeno iscritti. Dobbiamo provare a fare di tutto per rendere effettiva la nostra capacità di incidere anche laddove manchi del tutto l'iscrizione a scuola. E se la Sicilia vanta il primato per la dispersione scolastica, nell'isola si cerca di invertire questo triste trend. L'istituzione dell'anagrafe ne è un esempio. Così provate a togliere manovalanza anche alla criminalità. Ma nel lungo periodo certamente sì. La scuola dell'obbligo è un obbligo proprio perché la formazione è indispensabile, perché non si forma un cittadino sano senza un percorso all'interno delle istituzioni. Siamo allo spettacolo, grande attesa per il concerto di Tiziano Ferro in programma stasera al Franco Scoglio di Messina. Per la città dello Stretto questa è un'estate di grandi eventi con importanti ricadute turistiche. Francesco Triolo. Oltre 3 anni, un'attesa lunghissima, quella per vedere Tiziano Ferro sul palco del Franco Scoglio, un concerto programmato inizialmente nel 2019 e poi saltato per la pandemia. Stadio esaurito per la tappa più a sud del suo tour, una trentina, le canzoni in scaletta, i maggiori successi, quelli più recenti, per i tanti fans che già da questa mattina erano lì, ma c'è chi è arrivato anche prima e si è assiepiato ai cancelli dell'ingresso dello stadio. Si cerca di ingannare il tempo giocando a scopa? Sì, a scopa. Da dove venite? Da Catania. E siete arrivate quando? Verso le 9, 8:30, 9. Sarà una lunga giornata, vi aspettavate più fila? Sinceramente sì, pensavo di trovare più gente già dalla mattina presto. Ragazze, da dove venite? Da Paternò. E da quando siete arrivati? Da pochissimo. Sarà una lunga giornata? Sicuramente sì, il caldo c'è, un po' di vento c'è, però stiamo attendendo. Sentite, 3 anni di attesa per vedere Tiziano Ferro qua a Messina. Sì, aspettavamo proprio questo momento, non vedevamo l'ora. Voi da dove venite? Ribera, provincia di Agrigento. Siete venuti stamattina? Sì, stamattina. In realtà siamo partite ieri, siamo andati a Palermo, stamattina siamo partite da Palermo per arrivare qua. Dopo il 105 Summer Festival e la 4 giorni del beach volley, entrambe in Piazza Duomo, Messina si conferma città dei grandi eventi per la stagione 2023 con un calendario fittissimo di manifestazioni. Il 21 e il 22 luglio a Capoperloro arriverà l'RDS Summer Festival con biglietti già tutti esauriti. Il 31 luglio allo stadio i Pinguini Tattici Nucleari. Cresce l'appeal di Messina come meta turistica, come è stato anche illustrato questa mattina a Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basie e dall'assessore al turismo Enzo Caruso. 12.000 presenze in più nel triennio dal 2019 al 2022 e 35.000 pernottamenti. Cresce anche la ricettività grazie a tanti B&B, gli arrivi aumentano del 24% e i pernotti fanno registrare un più 38%. Non solo croceristi, numerosi più che mai quindi, ma anche visitatori che soggiornano in città in aumento rispetto al periodo pre-pandemia, un segnale positivo per gli operatori del turismo. Sono molto contento di quello che sta accadendo in questa città, stiamo cercando in tutte le maniere di costruire un percorso, di fare rete che nei prossimi mesi verrà sviluppato in maniera assolutamente più importante. Facciamo una breve pausa, poi le ultime sul calciomercato delle siciliane. State con noi.
Ecco, insieme Palermo, protagonista assoluto sul calciomercato con i rinforzi in tutti i reparti. L'ultimo arrivo è il talento Vasic, colpo da 3 milioni di euro. In Serie C calma apparente a Catania e Messina, mentre l'Akragas punta sugli ex rossazzurri Marimoto e Giama. Torino De Mana. È un Palermo grandi firme che mette nel motore Aliosa Vasic, ribattezzato il Tardelli italo-bosniaco, che sbarca in Sicilia per una cifra che con i bonus raggiunge i 3 milioni di euro, diventando di fatto l'acquisto più costoso dell'era targata City. Vasic, che ha già effettuato le visite mediche a Torino, è la ciliegina sulla torta di un mercato sontuoso che colloca la squadra rosanero in pole position per la promozione in A. Il talentino del Padova, 8 reti e 2 assist nello scorso torneo, era nel mirino di mezza Serie B e del Sassuolo. Il Palermo fa sul serio con rinforzi di livello in tutti i reparti ed una coppia di centrali, Lucioni, Ceccaroni, che rappresenta un lusso per la categoria. 2 uomini di esperienza preziosi per Corini, che in più di un'occasione lo scorso anno ha gettato alle ortiche partite e punti proprio per svarioni difensivi che poi alla fine hanno compromesso l'accesso ai play-off. Troppi 49 gol al passivo che hanno indotto la dirigenza ad un cambio di passo sul mercato. Importanti movimenti anche in attacco, che potrà contare anche su Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, e su Leonardo Mancuso, con l'ex punta del Monza che potrebbe rivestire il ruolo di vice Brunori. Intanto sono 20 convocati per il ritiro in Trentino Alto Adige, che si terrà dal 9 luglio al 4 di agosto tra Ronzone e Pinzolo. Da domani nel centro sportivo di Veronello, via i test pre-ritiro, ci sarà anche Buttaro, che ha prolungato il contratto fino al 2027. In Serie C calma apparente per Catania e Messina. Dopo aver affidato la guida tecnica a Luca Tabiani, la dirigenza etnea è al lavoro per allestire un organico in grado di esaltare il 4-3-3 del nuovo allenatore. Tempo di scelte e di valutazioni in attacco, ma la sensazione è che in pochi resteranno. Sarao, De Luca e Russotto sembrano avere qualche chance e credenziali per restare ai piedi dell'Etna. In bilico la posizione di Ciccio Lodi, che dovrà decidere se continuare a giocare oppure fermarsi. In quest'ultima ipotesi il play di Frattamaggiore potrebbe avere un incarico in società. Posizione d'attesa per il Messina, che dopo il disco verde della Covisoc dovrà pianificare l'ennesimo campionato con Sciotto al timone, a meno che non decolli la trattativa telenovela con Fabrizio Mannino. Si vedrà intanto il mercato in stand-by. In Serie D pensa in grande il neopromosso Akragas, che mette a segno un doppio colpo ingaggiando 2 giocatori che a Catania hanno lasciato graditi ricordi. Dopo l'attaccante giapponese Morimoto, 35 anni, 86 presenze e 15 gol in rosso-azzurro tra il 2006 e il 2013, intesa raggiunta anche con il centrocampista argentino Giama, classe 1986, lanciato da Zenga e pupillo di Azzori e del compianto Mihailovic. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.